TAM Cagliari con un maestro della pittura contemporanea che è Giorgio Corso, pittore di scuola cagliaritana che ama la pittura e che l'attraversa, la studia in tutta la sua profondità ed excursus storico. In questo caso si confronta con tutta la pittura di scuola anni 60-70 che era impostata su una visione astratto-formale della materia pittorica. Ma Giorgio Corso non parte, non si limita ad approfondire la pittura degli anni 60 e 70, ma studia la pittura dal punto di vista evolutivo storico. Tant'è vero che si confronta anche con il cubismo, come in questo caso. Un maestro